Secondo tempo che inizia adesso tra Academy Trapani e Cus Palermo. Per il momento avanti i ragazzi sono venuti qui in trasferta al campo di Tommaso Natale. Per il momento stanno vincendo anche meritatamente, soprattutto per un grande inizio di prima frazione di gioco, poi tanto Cus e infine l'errore dei due centrali che ha condizionato anche l'uscita di Di Salvo, e poi il gol di Inglese. Adesso vediamoci questa ripresa iniziata con un calcio di punizione a favore del Cus. Lancio in avanti a cercare una sponda da parte di Monreale, che è subentrato, quindi lo segnaliamo. Non è giocato in verticale, adesso è il Cus ad attaccare da questa parte. Messina prova ad andare per bicentrali ma non ci riesce, poi il colpo di testa a giocare per Teresi, che apre col destro dall'altra parte, dalle parti di Vitale, poi manca la sponda vincente. Rosato prende campo ancora una volta l'Academy Trapani. Cus prova a riconquistare, serie di duelli da quella parte, poi è andato anche in scivolata sulla destra piazza, ma il contropiede del Cus si fa insistente. Insiste Rosato da quella parte, ha già fatto un grandissimo gol, deve tentare di farne un altro, e poi c'è un calcio di punizione a favore proprio del Cus Palermo, che da buonissima posizione potrà anche andare a cercare la porta. E c'è anche un cartellino giallo, ci sono troppi giocatori attorno all'ammonito, quindi è difficile capire chi sia appunto l'indiziato per questo cartellino giallo. Andrà Chiarello alla battuta da lì. Parte Chiarello col destro e trova un grandissimo gol Chiarello, che firma la parità, fa un grandissimo gol. Grandissimo gol di Chiarello, che risponde alla punizione di primo tempo di Carpitella e appunto firma il 2-2. Adesso sarà l'Academy Trapani a muovere le operazioni. Tutte la stessa parte di campo, le punizioni in grande stile. Ancora adesso il Cus che insiste con Messina, che recupera anche il pallone, può andare al cross da lì, subito giocato il pallone al numero 7 e poi allontana l'Accademia Trapani. Neanche il tempo di aggiornare il tabellino, il match è molto intenso e poi c'è un fallo, calcio di punizione. Ancora Messina, che viene messo giù. Calcio di punizione giocato adesso. Pallone che finisce fuori però. Pallone giocata all'indietro tra le parti di Di Salvo.
Dale, Gaspar. Bella l'idea per Tripoli che può andare al cross da lì. Arriva il cross al limite, ma non è stato raggiunto alcuna maglia biancorossa. E allora Inglese apre col mancino, la gioca per vie centrali. Ancora Academy Trapani che muove il pallone per vie orizzontali del campo. Pronto un cambio, anzi due, per Mister Adeola, che vuole cambiare qualcosa dopo questo inizio di primo tempo tutto a favore del CUS. Qui è arrivato anche il pareggio. Tanto avanza adesso Accademia Trapani, però riesce a lottare bene Teresi, poi ripulisce la giocata vitale. Adesso è impreciso, qui piazza nel passaggio, chiude le linee Chiarello, ma è sempre l'Accademia Trapani a impossessarsi della sfera. Gira Inglese, Rizzo, tocco in avanti e poi altra riconquista. Rosato porta palla, poi perde il tempo e la gioca ancora per Chiarello. Può verticalizzare, arriva il lancio intercettato però dalla retroguardia bianco-gialla. Serie di errori da ambedue le squadre. Poi la riconquista di Chiarello che ha iniziato come un altro piglio il secondo tempo, tenta l'imbucata per Messina ma non ci è riuscita questa scelta. Adesso Accademia Trapani che prova a liberarsi dalla palla giocandola molto più in verticale, allontanando i pericoli. Allora Di Salvo, pallone tra le parti di Palma che viene dentro al campo, ancora Palma, bella l'idea, poi l'apertura a cercare ancora Rosato. Intanto doppio cambio per Mister Adeola, c'è Piazza e anche Tripoli. Adesso vediamo chi è ad entrare in campo. Entra con la numero 18 Rubolo. Segnaleremo in un secondo momento il secondo subentrante, che per il momento è difficile comprendere da questa distanza il numero di maglia. Ruvolo tocca il primo pallone, poi Teresi! Grandissima conclusione dalla distanza del numero 4 del CUS, ma Bevilacqua ha fatto una parata fondamentale per i suoi. Allora si ripartirà da calcio d'angolo. Bevilacqua la gioca all'indietro per Palma, può aprire col destro, il cross arriva ma viene ribattuto bene dalla formazione ospite. Allora parte il contropiede, anche buono, poi l'intervento sbagliatissimo di Palma, Non l'ha toccato nessuno! è andato giù malissimo Localio. Duro l'intervento di Palma che si becca il giallo. Dai, calma, calma, dai! Sì, ma chi prima che arriva ci comunque ci vuole. Dai, vai, vieni, fatta! So. Dai, dai, dai! Si può giocare con scaduto, anzi no, battere stato Piccone. Signore, signore! Entra in campo Localio.
Pallone riconquistato dall'Accademia Trapani, si muove Rizzo tra le linee, poi Ruvolo riesce a ripulire la giocata per i suoi, torna indietro, Teresi controlla in mezzo a due e poi va al lancio. Poi è andato giù Ruvolo, poi la pressione di Rosato che stava per un attimo beffare l'uscita di Bevilacqua. Anzi, Pulmone, il numero 18. Ecco il secondo subentrante del Cus Palermo. Pallone tra le parti di Rosato che è stato strattonato e allora si ripartirà da calcio di punizione. L'ha vista il direttore di gara, la strattonata con la maglia della maglia di Rosato e quindi calcio di punizione giustissimo. Vai più avanti, vai! Tutto pronto per il calcio di punizione. Ci vuole riprovare Chiarello, l'ha già fatto da altra posizione, il gol del pareggio, adesso ha la possibilità di portare avanti i suoi da punizione. Parte Chiarello col destro, la risposta di Bevilacqua, poi il pallone è rimasto lì, ma si prosegue. Ancora Chiarello, colpo di testa, impressione, prova ad uscire, adesso l'Accademia Trapani, sempre i biancogialli a risalire e poi grande intervento da parte di Randazzo. Tanta pressione adesso tra i ragazzi del Cus di mister Adeola che riescono a riconquistarla anche in questa circostanza. Vitale strattonato, va giù, altro calcio di punizione, fallosissima per il momento la formazione ospite. Si sgancia Aiello, va a saltare, invece andrà la battuta Teresi. Provalo Teresi, provalo! Parte Teresi col destro e la sparata alle stelle. Scelta un po' così da parte del numero 4 del Cus. Lancio in avanti, Palma può controllare tranquillamente. Gira! Pallone giocato poi in avanti per Palma, ma che riesce a controllarlo. Avanza il numero 2, dirottato sull'out di sinistra. Ora Palma la gioca tra le linee per Chiarello, bellissima l'idea per Messina che vuole tenerla in campo con tutte le forze, ma poi è stato segnato fuori gioco, mentre c'è ancora un problema per Localio. Che ha bisogno di accomodarsi nuovamente fuori. Sembra che la botta subita non sia passata. Entra quindi il numero 13 Ranno. Lancio in avanti, manca il colpo di testa Palma e concede fallo laterale. Andrà a battere questo fallo laterale, invece è scaduto, che gioca subito in avanti, ancora scaduto, può andare al cross, da lì arriva, ma è facile per Di Salvo che va al lancio lungo. Stavolta è buono il rinvio per i piedi di Rosato, poi va subito giù, non è entrato Ranno.
Pallone giocato per Messina, spalla alla porta, va a Messina ancora, gioca per vie centrali, Teresi può aprire il gioco e va dall'altra parte. Sempre con Palermo, lancio tra le parti di Rosato che va a duello con l'avversario alla meglio, il 4 dell'Accademia Trapani. Poi Inglese che si è abbassato a far salire i suoi Rizzo. Inglese ancora, spalla alla porta, poi si è girato anche bene. Pallone perso, l'ha riconquistato Vitale che prova a verticalizzare ma non c'era il compagno pronto a ricevere. Inglese è bella l'imbucata, sempre Accademia Trapani in questo frangente di gara. Poi tra i piedi diranno cross dall'altra parte, segnalato fuori gioco. Quindi si ripartirà da semplice rimessa dal fondo. Intanto si accentra la grandissima Iello, poi Palma corre sulla fascia, Palma accelera e va col destro, l'ha riconquistata invece anche molto bene Scaduto, poi va il cross in aria, è scivolato un giocatore dell'Accademia Trapani, lancio in avanti da parte di Teresi, adesso sta perdendo un po' metri al campo qui il Cus, non riesce più a risalire, l'Accademia Trapani invece sta crescendo, palla tra le linee per Inglese, sembra una giornata di grandi gol oggi, stava per inserirsi ancora una volta Inglese nel tabellino, ma pallone uscito di poco, allora semplice rimessa dal fondo per Di Salvo, che sembrava essere stato sorpreso alla conclusione. Lancio in avanti, almeno questa era l'intenzione, perché comunque l'Accademia Trapani l'ha riconquistata, la palla incide, prova ad incidere intanto in area, Amoroso non riesce a guadagnare calcio d'angolo, allora il colpo di testa di Messina, Rosato, Messina col tacco, insiste il 9, pallone allora per Messina che può andare al cross strattonato, Messina deve guadagnare angolo, prova ad andare invece Messina ancora e viene messo giù, però viene fermato il gioco perché c'è un giocatore a terra. Scaduto a terra. Mi ascolti, la palla è sulla linea. La palla è sulla linea, signore. Guardate l'uomo. Che c'è Picchinichi dall'altro lato. Calcio di punizione giocato facile per il controllo di Chiarello che apre bene per vie centrali, il Ruvolo può andare alla conclusione da lì, si è portato col destro, poi il Ruvolo ancora si è impossessato completamente della sfera senza girarla e concludere, e alla fine l'ha persa, ha sprecato una grandissima opportunità qui il 18 del Cus. Bella l'idea di Rannò, ancora il 13 che imbuca dall'altra parte, Rannò, poi Rizzo ha provato addirittura una rabona, si ripartirà da fallo laterale, batte Scaduto, colpo di testa da allontanare, poi arriva la conclusione, anche rimpallata, brivido per Di Salvo, era arrivata al tiro Tipa, ma non è riuscito ad inquadrare lo specchio proprio di un nulla, e allora calcio d'angolo.
Pronto il calcio d'angolo. Battuta adesso, esce Di Salvo e la fa sua e poi ribatte in avanti, ma non c'è nessuno per vie centrali, deve ancora risalire il Cus Palermo e allora ne può approfittare l'Accademia Trapani. Attenzione, accelerata interessante da parte di Lucasi. Panato giù, la riconquista il Cus, poi non riesce a allontanare, Inglese prova a tirare e poi viene segnalato fuori gioco. Doppio cambio, c'è Rosato, forse c'è Vitale anche. Di Salvo muove le operazioni. Chiarello prova lo scambio con Messina che torna indietro ancora una volta da Caluso, poi Aiello. Pallone giocato in verticale, adesso è uscita la sfera, si riparte da fallo laterale. Ci sono altri cambi, infatti. Ad entrare sarà Gabriele Tutone, ad uscire Giacomo Ravazza. Nel frattempo ci concentriamo su come potrà sviluppare l'azione sull'alto di sinistra il Cus Palermo con questo fallo laterale. La gioca subito Palma, viene a ricevere e poi la tocca anche con la testa. Non è entrato Piazzese. Fallo laterale giocato in avanti. Pronto a giocare Palma. La gioca a cercare un colpo di testa di Chiarello. Poi Teresi va in pressione, la riconquista anche ancora Teresi, può insistere. Il grandissima verticalizzazione! E c'è calcio di rigore a favore del Cus Palermo. Grandissima verticalizzazione immediata di Teresi, che se l'è inventata praticamente dal nulla. È rimasto però a terra, intanto Paolo Bevilacqua per Thierry. Ruvola ha conquistato il rigore ma non ha calciato. Batte Ramacca. Pronto Ramacca. Andrea al dischietto. Può portare in vantaggio i suoi. Parte Ramacca. 3-2 a favore del Cus. Vantaggio per quanto visto in questa seconda frazione di gioco e quindi il risultato ribaltato dopo il 2-1 dell'Accademia Trapani. Funzionano alla perfezione i cambi fino a questo momento di Mistradeola. Tanto altro pallone tra le parti di Messina che comunque non è stato gestito bene. Dall'altra parte sì. Arriva intanto un cross dall'altra parte. Pallone alla bandierina.
ma è fallo laterale a favore del Cus, ancora una volta. Pallone in avanti. Colpo di testa di Aiello. Ed è rimasto a terra un giocatore dell'Accademia Trapani. Quindi il gioco è fermo. Importantissimo intanto il rigore firmato Giacinto Ramacca, che si è preso la responsabilità oltre il Ruvolo. Quest'ultimo si era conquistato il calcio di rigore, ma la cosa principale l'ha fatta Salvatore Teresi con questa imbucata da regista puro, inventata dal nulla, e da lì è nato il rigore che adesso sta decidendo la partita. 3-2 il parziale, va a saltare Chiarello anche molto bene, poi va in pressione, forse c'è stato un contatto con Piazzese protagonista di uno strattonamento, forse anche un po' falloso con Piccone. Tanto si prende un rischio la retroguardia dell'Accademia Trapani, poi si duella in mezzo al campo. Chiarello ripulisce la giocata, torna indietro, porta palla Aiello, ancora Aiello che avanza per vie centrali, pallone allargato ma non ci arriva in questa situazione Randazzo. Altro cambio. Quindi Maniscalco, anzi ad uscire Aiello, ad entrare Colombo. Dai ragazzi! Cambio che riguarda la retroguardia, quindi di mister Adeola. Tanto serie di duelli da quella parte di campo prende appunto avanza la manovra offensiva del Trapani. Inglese si muove molto bene, torna indietro da scaduto, poi pallone perso, prova a riconquistarla Piazzese e poi Chiarello che avanza, bello il tocco a cercare proprio Piazzese che imbuca, Messina può andare il numero 7, in scivolata la tiene ancora Messina anche da terra, non ci sono maglie bianche da quella parte, poi manca l'intervento Piazzese, serie di duelli, poi pallone spazzato, Teresi e poi gioco fermo, Teresi è rimasto giù. Andrea, dai, vediamo sta squadra, Andrea, dai! Dai ragazzi! Tanto Scetipa appena entrato entra a pulmone. Tanto la pressione del Cus, ci prova Messina, scaduto, ha potuto solo metterla fuori. Gioca con le mani Palma, ha guadagnato altro fallo laterale per il Cus. Sta cercando di giocare questo finale di primo tempo nella metà campo avversaria per cercare di chiuderla soprattutto. Pronto ancora Palma.
tocca indietro di Chiarello, Palma. Adesso ritmi molto meno intensi rispetto a prima. Palma poi va col destro a cercare un cross, manca colpo di testa, Rammacca, poi c'è fallo ai danni di Ranno e quindi calcio di punizione. C'è anche un giallo. Per Rammacca, giallo per proteste. Oh, guarda qua, aiuta, aiuta! Messi a destra, Messi! Concina avanti, colpo di testa, parte di Teresi, che alza forse un po' troppo la gamba. Luna in avanti, poi Messina a lottare, Messina gioca per vie centrali. Teresi alza la testa, si guarda intorno, adesso Rizzolo marca uomo, poi palla per Palma. Palma si muove bene, la gioca dall'altra parte da Colombo, che sbaglia totalmente l'idea di passaggio. Tutone, poi Culmone apre dall'altra parte, sta arrivando Ranno che insiste, Ranno ancora, Ranno è messato giù, non c'è niente per il direttore di gara e allora il CUS può avanzare. Pallone spazzato, prova ad andare Piazzese, pallone interessante per Ramacca che però non riesce a crossare in mezzo e poi c'è un fallo, invece no, si gioca ancora, può pensare anche al tiro da lì Chiarello, pallone allontanato e poi il direttore Palma una sveglia ai suoi per cercare di concretizzare e soprattutto di chiudere questa partita. È uscito Chiarello, quindi Prato Fontana. Adesso formazioni completamente rimaneggiate rispetto al primo tempo. Tante sostituzioni tutte dai rispettivi allenatori delle due squadre. Adesso va in pressione il CUS. Pallone giocato anche da Bevilacqua, ma la pressione è insistente, soprattutto quella di Maniscalco. Di Piazzese, scusate. Piazzese torna indietro da Teresi, poi va per vie orizzontali. Adesso il CUS cerca di stabilirsi nella metà campo avversaria con questo possesso. Colombo. Poi c'è un fallo diretto ai danni di Maniscalco, quindi calcio di punizione guadagnato. Lo batte però Piazza subito a cercare dall'altra parte un compagno. Pallone ribattuto, pallone adesso fatica a rimanere giù, poi una verticalizzazione che finisce direttamente tra le mani di Bevilacqua, che va al rinvio lungo, non riesce a chiuderlo in modo pulito Maniscalco e concede quindi fallo laterale
all'Accademia Trapani. Scaduto, c'è forse stata una spinta ai danni di Palma. Comunque risale bene il campo il Cus dall'altra parte. Va in pressione il Ruvolo, costretto il 4 a tornare all'indietro. Possiamo notare la maglia strappata. Intanto Piazzese si gira su se stesso, gioca corto per Teresi. Adesso il Cus non sbaglia, un passaggio, poi Ramacca. Poi la conclusione dalla distanza. Tanto va in pressione, almeno questo era il tentativo di Maniscalco. Adesso prova ad avanzare, invece il Cus Palermo. Ancora Piazzese, può andare sul destro, Piazzese si accentra, Piazzese ha perso il tempo, come in molti casi in questo frangente di partita. Tutto il reparto offensivo del Cus è molto lezioso là davanti, si muove poco di collettivo e soprattutto non conclude in porta. Questo è un problema se si vuole chiudere la partita. Adesso lotta Ramacca, l'autore del 3-2. Pallone girato dalle parti di Palma, che torna indietro, poi viene smanacciato, viene ad aiutare a costruire Di Salvo. Pallone in verticale, a cercare Ramacca che lotta, smanaccia, ma occhio perché è già stato ammonito. Pallone aperto dall'altra parte. Bravo, bravo Mattia. Può pensare anche Andrea a concludere da lì. Culmone, inglese, gira il pallone, ma il passaggio è impreciso. Cross in mezzo, Di Salvo la va a fare sua questa palla, ma non gli è stato permesso, allora deve andare a saltare Palma. Pericoli per il Cus Palermo, però l'Accademia Trapani rimane lì. Inglese può pensare anche al tiro, pallone spazzato via. Dai! Sempre meno alla fine. Pallone allontanato dalle parti di Ruvolo, che però non è riuscito a giocare con i compagni. Pallone perso, quindi ancora Accademia Trapani che cerca di riconquistare questa palla. Può avanzare adesso il Cus, pallone aperto dall'altra parte dove c'è il Ruvolo, può accentrarsi il Ruvolo, va col destro, conclusione ribattuta, poi arriva Ramacca, altra conclusione, altra tiro ribattuto e quindi calcio d'angolo. Il Cus non riesce a chiuderla. Va a saltare anche Colombo. Si va col mancino, non arriva nessun tiro e non arriva soprattutto a toccarla. Tanto Inglese distreggia pure molto bene quella pressione, almeno tentata dal reparto offensivo. Tanta confusione in campo adesso, tanti palloni persi, tante scelte sbagliate. Vicino avanti di Colombo impreciso, allora ancora
l'Accademia Trapani inglese controlla. Adesso va in pressione Piazzese, poi il colpo di testa di Palma, può prenderla Piazzese, il tocco del numero 19, è arrivato adesso Messina, poi Piazzese, può chiuderla il Cus, Piazzese in mezzo, sta arrivando Messina alle spalle di tutti, e poi il salvataggio di Bevilacqua che allontana ed elimina il pericolo per il momento, Palma con la testa, poi mette giù Messina, cercando di ritagliarsi il ruolo da protagonista in questo finale, ma non riesce ad incidere ancora il numero 7. Non è girato da Culmone. Poi si muove Rizzo. Torna all'indietro Tutone. Giocata per vie centrali. Scaduto. Il lancio. C'è un buco difensivo di Salvo. Viene messo giù, carica il portiere, quindi calcio di punizione a favore del Cus. Pronto di Salva la rimessa lunga. Va il rinvio. Palla per Piazzese, bella l'idea. Imbucato qui Ruvolo, ma era fuori gioco. Si prospetta un finale rovente, soprattutto dalla parte dell'Academy Trapani, che deve in qualche modo inseguire il pareggio, ma l'ha fatto veramente troppo poco in questo finale di ripresa, ma anche all'inizio. È stato un monologo del Cus con qualche espresso, ma non ha dovuto fare molto di Salvo fino a questo momento, ma occhio perché qui era andato praticamente, aveva fatto tutto da solo. Giocatore giallo, bianco-giallo. È stato Monreale, intanto cross in mezzo, in tanti a saltare. Possibile conclusione di Scaduto, che però non inquadra lo specchio della porta. Adesso si fa sentire di Salvo, che chiede ai suoi massima attenzione, perché è stato un pericolo di subirlo il gol. Fallo laterale giocato. Va in pressione Maniscalco, che il Ruvolo ci prova. Lotta anche Messina. Il Cus si deve sacrificare anche dietro. E poi Palma rischia qui il doppio giallo. Anzi, forse non è stato già ammonito, o forse sì, devo capire. Forse qui la memoria inganna. A quanto pare Palma non era già ammonito. Quindi solo giallo. È stato confuso con un compagno. Adesso si deve difendere con massima attenzione. Questo è uno degli ultimi assalti della Trapani. Cinque minuti di recupero, quindi ancora c'è tempo per assaltare la porta avversaria. Parte il cross, allontana in qualche modo Palma, poi alla fine se la tiene stretta la palla, la gioca corta per Teresi.
che adesso aspetta e poi lancia in campo aperto Piazzese che può andare all'1 contro 1 col difensore avversario, la tiene il Ruvolo, pallone imbucato, ma è un gravissimo errore da parte di Ruvolo che poteva tranquillamente imbucare il compagno e andare a fare questo benedetto 4-2 che non arriva. C'era Rammacca pure, poi colpo di testa di Palma, scaduto Inglese, poi va la conclusione, Cammarata ribatte, Rammacca scusate, ora prova ad andare subito in pressione il Cus per riconquistarla, Colombo la libera, poi la mette giù Inglese che sta facendo il tuttocampista, prova ad alzarsi ancora una volta in pressione, 17 del Cus, ma sempre possesso in mano all'Accademia Trapani. Poi qui Piazzese ha rischiato anche di recuperarlo il pallone, giocata in verticale, mette giù e poi allarga Monreale, serie di scambi, poi Inglese cerca il cross in mezzo, risultato fermo sul 3-2 e già oltre un minuto di recupero se n'è andato Piazzese, poi a lottare, forse fallo, non per il direttore di gara che fa proseguire il gioco. Pallone girato tra le parti di Tutone, Tutone può andare col destro, poi il pallone viene giocato dall'altra parte per Carpitella che ha provato questa conclusione da lontano. E poi si becca un giallo qui Piazzese, quanto pare per proteste, pronto Di Salvo, Di Salvo va al colpo di testa a Palma, il pallone esce. Palma, fallo tra le giocate in avanti. Fallo laterale adesso. Colpo di testa di scaduto, devono liberare i biancogialli per uscire. Poi bello l'intervento di Teresi, pulitissimo. Teresi va al tiro e poi Bevilacqua incertissimo su questo intervento. Va al rinvio lungo, il portiere della formazione ospite, colpo di testa di Palma, uno dei migliori in campo. Teresi spazza più lontano che può, ma può diventare anche un assist per Piazzese, ma non è stato così. Allora altra ribattuta, il pallone vola da una parte e dall'altra del campo, non rimane mai a terra, ormai le due squadre, una vuole giocare in avanti, l'altra vuole semplicemente portare a casa l'intera posta in palio. E allora arriva Messina, pallone allargato, è buono per Ruvolo, palla in mezzo, Piazzese! E arriva alla fine questo definitivo 4-2 che chiude i giochi e porta in paradiso il Cus Palermo, raddoppio meritatissimo. Grande corso in mezzo e poi gol. Finalmente è riuscito a muoversi di collettivo il Cus Palermo in avanti, soprattutto nel secondo tempo. Troppi egoismi non avevano permesso di chiudere la partita, adesso che è arrivato il 4-2 si può vivere con maggiore tranquillità questo fine di partita. Comunque l'Accademia Trapani ci ha provato e penso che ci proverà anche
Se non manca più niente, è finita la partita. Sembrava un fischio di un calcio di punizione e invece no. 4-2 il parziale, vince il Cus Palermo, dominando a tratti. L'Accademia di Trapani ha giocato meglio l'inizio del primo tempo, poi tanto Cus fino alla rimonta definitiva, il 3-2 e infine il 4-2. Il poker calato da Piazzese, 3 punti fondamentali che indirizzano ancora di più la corsa al titolo dei padroni di casa. Grazie a tutti per essere stati con noi e a presto.